Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione Volontariato Ufficio Rapporti Sociali a servizio dei cittadini. Noi siamo presenti a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Noi trattiamo proprio per servizio al cittadino, grazie appunto a questa volontà che ci dà questa Radio Libertà con l'attenuante di filo diretto, per trattare, anziché solo il nuovo codice della strada, trattiamo e gestiamo come sempre ormai da più di 30 anni anche problemi riguardanti le pensioni, le reversibilità, i riconteggi, le domande, le emergenze abitative, i bonus vari, oppure servizi legali per quanto riguarda informazioni per vertenze civili, penali, sociali, eccetera, problemi condominiali, abbiamo dei CAF, abbiamo dei patronati, delle assicurazioni, associazioni con noi per quanto riguarda i disabili, che oggi parleremo col direttore e il presidente che ha scritto un libro per quanto riguarda la nostra storia che poi vi racconterà lui. Inizieremo con la festa rossa di Babbo Natale, il grande Boeris Achille che ormai tutti conoscerete, che oltretutto è stato presente anche con la scusa che si tinge di rosso, è tornato al raduno dei bambini di Regina Margherita, insomma gente che parlerà di cose che interessano. E poi le associazioni per quanto riguarda il nostro presidente Claudio Lipodio, con le associazioni iscritte a noi, Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Muturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici. Così ho letto questo perché prima di Claudio, che poi farà fino alla fine insieme ad Arturo, c'è De Maria Ubaldo, che è anche un responsabile di Automoto Club Canavese. Quindi cerco di mettervi a contatto con le persone valide, responsabili e preparate, ormai da anni con la nostra radio. Quindi poi Claudio Lipodio, che parlerà anche di altri temi che io gli accennerò dei titoli, ma poi è già pronto lui, state tranquilli che non manca questo. E poi appunto Arturo Caligaro che ci ascolta tutti, gli faccio perdere tempo. E in più con Claudio devono trattare a livello tecnico, ma soprattutto insieme a Claudio e tutti gli altri noi aspettiamo da lui, come grande personaggio politico della città di Moncalieri, del comune di Torino, ma della regione Piemonte, del problema politico di quello che sta succedendo con i costi, le necessità e le possibilità e le risoluzioni. Quindi chiedo scusa se mi sono permesso di fare questo perché io ho altri problemi che a voi non possono interessare e quindi lascio tutto a loro. Quindi ringrazio appunto Natalia e Radio Libertà. State tranquilli che tratteremo proprio con Claudio, con De Maria e Arturo Caligaro le problematiche riguardanti il nuovo codice della strada. Io credo di poter chiedere a Natalia che dovrei avere in collegamento, credo, Babbo Natale, cioè Boeris Achille, al quale ci dovrà parlare appunto di quello che vi ho detto per il raduno dei Babbi Natale, come mai, cosa c'è di nuovo, eccetera. Achille, sei in linea? Sì, grazie Luigi. Innanzitutto, prima di iniziare il mio discorso, voglio dirti che ti sono particolarmente vicina per le tue questioni di famiglia. Oggi voglio parlare degli... Sì, però era meglio che non lo dicevi, perché non volevo che alla gente interessasse quello che succede personalmente. Comunque
ti ringrazio. Io sto piangendo, ecco, adesso te lo dico. Comunque tu parla tranquillamente di come stanno le cose, sei il nostro grande Babbo Natale, diventi anche Babbo Natale nazionale, e come è stata lì il raduno di Babbo Natale lì a Regina Margherita, tanto per parlare di ospedali. Vai Achillone, vai. Oggi, come ha detto Luigi, voglio parlare degli impegni che ho avuto in questo periodo come Babbo Natale. Il 29 e 30 novembre sono stato invitato a partecipare ai mercatini di Natale alla scuola elementare Coppino alla Crocetta di Torino per aiutare l'UGI, Unione Genitori Italiani, associazione che mette a disposizione alloggi delle persone che portano i figli qui a Torino per interventi relativi a tumori e leucemie. Mi hanno riferito che hanno avuto un buon successo e molti prodotti erano stati confezionati e preparati dagli alunni. Domenica 7 sono stato presente, come diceva prima Luigi, all'ospedale dei bambini, all'ospedale Regina Margherita. Ero uno dei 40.000 Babbo Natale che hanno partecipato nel piazzale e strade adiacenti. La manifestazione è organizzata dall'associazione Forma. Si può dire che Piazza Polonia, la piazza davanti antistante l'ospedale, si è trasformata in piazza Babbo Natale. La manifestazione è organizzata dall'associazione Forma. Diciamo che il nome di quella piazza quel giorno poteva essere Piazza Lapponia. I personaggi vestiti di rosso sono arrivati in canoa sul Po, in moto, stimati circa 15.000 persone, ai quali si sono aggregati per altre persone, in bicicletta, a piedi come i podisti e molti con la metro. Erano presenti un grande numero di elfi, renne, cagnolini coperti con cappottini rossi, e quest'anno i dirigenti dell'ospedale e del reparto interessato hanno finalizzato la manifestazione per contribuire all'acquisto di angiografo biplano per diagnosi e interventi tempestivi. Diamo una mano a questa iniziativa considerando l'utilità che è uno strumento per salvare la vita dei bambini. Se voi volete partecipare a questa iniziativa, contattate Forma presso l'ospedale Regina Margherita di Torino, telefono 011 31 35 025. Ripeto, 011 31 35 025. Luigi e la radio potranno fornire il numero. Domani sarò presente con il mio vestito all'associazione Diversamente Abili, dove da più di 20 anni partecipo ai loro auguri di Natale e tutti vogliono la fotografia e le caramelle che distribuisce il loro amico Babbo Natale. In settimana sarò presente e parteciperò all'incontro degli anziani dell'associazione Andiamo Avanti, che portano avanti la ginnastica per anziani, al quale io partecipo da tanti anni. Voltiamoci alle spalle, c'è sempre qualche persona che ha bisogno di noi, magari solo per un sorriso, una stretta di mano, un come va, un augurio e soprattutto una preghiera. Termino con gli auguri di Babbo Natale
a tutti gli ascoltatori e speriamo che il Natale ci porti realmente l'utilità nel mondo e che vengano bloccate tutte queste manifestazioni di odio che ci sono anche nella nostra società. Grazie e buona Ecco, bravo, saluta, perché così prossima settimana, che a pochi giorni dal Natale, ti faccio parlare ancora qualche minuto. Grazie. Va bene, ciao Gianni. Ciao, grazie, sì, ciao, perché molta gente, abbiamo poco tempo. Intanto, prima di dare la parola a Maurizio e poi a De Maria, ringrazio Lipodio che è in linea, e lui sai che non occupa il telefono, quindi ci ascolta, gestisce tutto. Ciao Claudio, mi dai poi una mano a far parlare, parliamo prima con Maurizio e poi con De Maria, che si rivolgerà magari anche a te, visto che si comincerà a parlare di problemi di auto sportive, classiche, antiche, nuove, vecchie, fumo, elettriche. Comunque, come va Claudio? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ho un paio di cose interessanti da vedere con Arturo dopo. Diciamo, Ecco, quindi è tragicamente giusto che mi dai divertenti, una ma mano ad ascoltare gli altri due, perché sai, i disabili vengono sempre prima, lo sai già anche tu Claudio. Loro Sì, sono sì. quelli che sono più amati di tutti ed è giusto dargli una parola. Poi fanno parte anche della CP, sta tranquillo. Claudio, mi raccomando, Vai. seguimi, visto che tu hai tutto sotto controllo. Quindi so che mi pare che a Natalia mi ha detto che Maurizio è già in linea, perché oggi aveva delle attività anche sportive. Sai, abbiamo un gruppo veramente sportivo con la nostra associazione di disabili. Ci sei Gianni? Sei in linea? Sì, ci sono qua in linea. Ecco, allora ti sto leggendo, ti sto prendendo in giro, scusa se rido, ma non è il caso. Sì. Senti un po' Gianni, No, vuoi spiegare dimmi. allora cosa hai fatto stamattina o cosa farai domani? E soprattutto, io sono in calabrese, calabro padano, il libro mi hai detto che comincia ad andare bene, parlane un po' e spiega. Ti do qualche minuto, perché hai visto che abbiamo 5 persone e siamo parecchi a parlare. Grazie. Sì, comunque, va bene, tanto io volevo solo dire, allora, adesso sono appena uscito dalla piscina, perché il sabato mattina facciamo gli allenamenti con i ragazzi in piscina, quindi sono appena uscito. In pratica domani, ecco, a parte che adesso 9 ragazzi sono andati a Orbassano a giocare a calcetto, domani mattina 10 ragazzi vanno a Pinerolo a giocare a pallavolo, però rientrano prima di mezzogiorno, perché a mezzogiorno domani abbiamo il pranzo di Natale, che siamo 170, quindi non c'è più un posto, perché quest'anno abbiamo superato di tutto, quindi abbiamo 170 persone che sono venute, perché oltretutto oltre che ho già presentato il libro, domani in occasione che c'è il pranzo, diciamo, i primi libri li sto vendendo già per domani. Però chi lo vuole acquistare dappertutto, in tutta Italia o in tutto il mondo, perché Amazon in tutto il mondo lo possono acquistare, basta solo che vadano su Amazon e il nome scrivono Maurizio, Ferigo Gianni e Giorgio Gero, viene subito fuori, quindi il libro si può acquistare anche online, quindi 1, 2, 3 o 10 copie, quello che vogliono. Tutto il ricavato del libro, tutto quanto, io non voglio neanche un centesimo, viene donato alla nostra associazione senza limiti, che tanta gente lo conoscono. Purtroppo da tanto tempo sto facendo queste cose, sono 40 anni che sono con i ragazzi disabili, quindi noi, avendo bisogno di tante cose per questi ragazzi, in pratica, non che ho deciso, da quando è mancato mio figlio ho voluto scrivere queste memorie, diciamo, di lui, che lui mi ha dato tanto. Questo è il nostro amore, scusa, il nostro figlio Maurizio. Il libro è stato scritto per lui, non perché tu sei il papà solo, ma perché Maurizio
era una vita nell'associazione. Giovane, diciamo e ci ha lasciati. diciamo Questa è la che, verità. ecco, diciamo che una cosa voglio dire, perché lo voglio dire proprio perché se grazie a lui che sto facendo e sto continuando a fare tutte queste cose, perché lui ci teneva tantissimo a essere e fare le cose, e quindi io tante cose che sto facendo è grazie, perché grazie, molte grazie a lui. Quindi Luigi, tu lo sai che io praticamente ci conosciamo già da un po' di anni, e quindi sai che per me, diciamo, in questo momento, diciamo, se non ci fossero state l'associazione o cosa, non so cosa sarebbe successo, ecco. Sta tranquillo, papà. Comunque, senti, prossima settimana hai altre attività o posso dirti, ti posso convocare a romperti altri puoi 5 chiamarmi, minuti perché di tanto tempo? noi fino a sabato prossimo siamo ancora con le attività, anche perché domenica prossima, il 21, siamo a Ovada a fare la gara, chiamano gli orsi polari, una gara dentro il lago in acque libere, appunto, però questa non è per i disabili, ma è una gara, diciamo, nuotano dentro nel lago. Ci sono già 80 iscritti che arrivano da tutta Europa. Appunto, però domenica 21. Perché mancano 5 giorni a Natale, quindi come ho detto anche a Boeris, lo dico a te, lo dirò a Claudio, soprattutto a noi, che ci sentiamo e facciamo anche gli auguri agli ascoltatori per il buon Natale e le feste. Sicuramente. Comunque, questo io, anzi, ti dirò di più, domani viene anche Achille a fare il Babbo Natale nell'associazione. Certo. Comunque quindi ti ringrazio, sai che vai Gianni. Achille per lui, Achille anche lui è come te, quando lo chiamo lui c'è sempre, quindi vi devo ringraziare tantissimo, ma non poco, tantissimo, perché voi state facendo tanto per noi. Vai tranquillo, ringrazio e saluta, che poi abbiamo ancora qualche minuto da rovinare. Perfetto, allora io ringrazio tutti, chi ha ascoltato, chi ha sentito, tanto se volete indicazioni c'è Luigi che vi può dare tutte le indicazioni che volete. Grazie mille a tutti quanti, grazie. Ciao, un bacione, ci sentiamo, grazie. Comunque vedete, ascoltatori, che sono persone serie, precise, chiare, oneste. Qui non si parla di soldi, di interessi o di X, di Y, di Z. Magari qualcosa l'aggiungeremo dopo tra il Podio e Arturo Caligaro, perché lì, ragazzi, subiamo la politica, subiamo gli interessi di chi o le altre cose. Comunque adesso dovremmo, credo, Natalia mi pare di sì, avere in linea anche finalmente Ubaldo De Maria, perché anche lui con la sua associazione, come ho detto, dell'Automoto Club Canavesi, inizia il tema che riguarda le auto e tutte le problematiche. Ubaldo, sei in linea per caso? Arriva subito? Ah, ecco, grazie, perché così gli facciamo sentire com'è andata, dove è stato lì al freddo, al ghiaccio, e come sono adesso le novità e le future puntate riguardanti l'Automobile Club Canavese. Ubaldo, ci sei? Ci sono, buongiorno a tutti. Allora Ubaldo, ne approfitto per farmi dire com'è andata, dove sei stato, come sono le novità e se poi per caso vuoi anticipare gli auguri, se no di quello che si tratta delle macchine, poi sabato prossimo ti ruberò altri 5 minuti, visto che siamo a 5 giorni dal grande Natale. Che dici? Vai Ubaldo. Va bene, dai. Allora, il mio viaggio in Islanda è stato decisamente meraviglioso. È un bel paese, cioè un paese in cui regna la tranquillità, e questa è la cosa più eclatante. Come dire, è un modo di vivere molto diverso. Loro, a parte che la maggioranza degli abitanti dell'Islanda sono praticamente attorno a Reykjavik, la capitale, e dintorni, e solo 25.000 persone sono sparse su tutto il territorio.
il restante territorio. Da quello che ho saputo ci sono più cavalli che persone, però questo vuol dire un modo di vivere molto, diciamo così, in abbinamento, in simbiosi con la natura e soprattutto con tanta tranquillità. Questo consiglio comunque a tutti, perché a parte lo spettacolo dell'aurora boreale che io ho potuto godere di tre notti, tre serate inoltrate, dove veramente rimani estasiato, cioè rimani senza fiato, e questa è una cosa bellissima, devo dire, veramente bella. Poi cosa posso dire? Posso dire che ormai, diciamo, raduni quasi più nessuno. So che c'è un mini raduno sabato prossimo in una zona Leini per chi vuole partecipare alle vetture storiche, ma niente di eclatante. Tra l'altro è più che altro un incontro tra amici, appunto, per poter farci gli auguri. Quello che faremo noi come Delta One sarà il raduno a Givoletto, in quanto domenica 21 facciamo il pranzo sociale di fine anno per farci scambiarci gli auguri, quindi le nostre belle Delta saranno esposte in quel di Givoletto. Ecco, queste sono le ultime notizie che ho. Quindi ti rubo appunto cose, i 5 minuti, così sabato prossimo puoi parlare, perché se domenica avete quello, è la nostra, certo, sono le nostre macchine lì, no? Le mie e tue, giusto? Certo, c'è la nostra macchina, okay. E ce ne saranno tante altre, sicuramente. Quindi, E così quindi ne approfitterò anche per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori. Bravo, Okay? bravo. Comunque io ti ringrazio, perché so che... Ma là dove è stato un attimo, ti rubo un minuto, poi diamo la pausa. Figurati. Claudio lo sa già Figurati. che ci darà lui la pausa per l'intermezzo della radio. Senti un po', ma lassù dove sei stato? Ma com'era la situazione? Lì c'erano macchine belle speciali? Com'erano? Guarda, onestamente devo dirti la verità. Allora, ci sono solo ed esclusivamente, si può dire, vetture normalissime, vetture benzina o diesel con le gomme chiodate. Ecco, la cosa bella è che tutti là hanno le gomme chiodate, e a me quel rumore che si sente sull'asfalto mi piace un sacco. Devo dire, ma sono tutte macchine in affitto per gli turisti, perché ormai l'Islanda, dopo che è fallita nel 2008, praticamente sopravvive adesso solo grazie al turismo. Il turismo, diciamo così, secondo me è quasi supera l'80% delle entrate, per cui le vetture, le pochissime vetture che si incontrano, vetture, minivan o al limite anche dei piccoli van, cioè dei pullman, ma non enormi, pullman diciamo così sui 30 posti, non di più, sono tutti dei turisti. Noi in 8 giorni abbiamo trovato una vettura sola di un residente, perché l'abbiamo incontrato per puro caso andando a visitare un ghiacciaio che è una cosa bellissima praticamente, che purtroppo, devo dire, apro una piccola parentesi, anche lassù, che è molto in alto, gli ghiacciai purtroppo si stanno riducendo, ecco, diciamo così. Comunque siamo andati a vedere questo ghiacciaio in mezzo alla neve, tra l'altro il giorno dopo che avevamo nevicato, e abbiamo trovato questa macchina, e dico chissà chi sarà qualcheduno che è arrivato molto presto. Poi in realtà dopo una buona mezz'ora che eravamo lì è arrivato, ed era un abitante, cioè un residente del luogo, con tanto di fucile e di cane, che era andato a caccia di pernici, perché per lui la pernice è un piatto prelibato del Natale proprio. Abbiamo scoperto questa cosa. Quindi dico, di vetture pochissime dei residenti, veramente poche. So che le avevano vendute tutte appunto per cercare di recuperare un po' di denaro quando le banche avevano chiuso per fallimento, le 3 banche del paese. Ultima Va cosa, bene, allora saluto e ci va, che è già finito il periodo. Comunque ne parliamo ancora sabato, vai. Va bene, d'accordo.
Ok, buona domenica a tutti. Ciao, Luigi, grazie, a ciao. presto. Ciao, Così ciao. dico a Lipodio che gli ho rotto le palle. Claudio, ho fatto modo di farti capire anche di cosa si tratta con le macchine, visto che qui fanno tante le cose così come se fossimo miliardari, milionari, come ci funziona anche in certe altre nazioni. Dopo voglio il tuo parere. Adesso cosa dici? Diamo lo spazio perché sono le 11:30, ho cercato di farli parlare veloce. Siamo d'accordo così, no Claudio? Certo. Spazio alla pubblicità, poi ripartiamo. Grazie, a voi studio, grazie Natalia. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice, cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao Luigi, di nuovo a voi la linea. Sì, grazie. Allora riprendiamo la seconda parte con Claudio e gli dico, Claudio, mentre tu parli, Arturo è già in collegamento, quindi se per caso vuoi fare anche domande, poi lo facciamo ringraziare. Quindi Claudio, ti ho fatto in modo di far parlare appunto De Maria per una cosa che ti iniziava la discussione per quanto volete poi fare tu e Arturo. Io tanto vi seguo perché tu hai le tue novità per quanto riguarda tutta l'automobile Club Padania. Invece Arturo, oltre a quello, c'ha le problematiche riguardanti anche quello che succede per esempio in Piemonte, ma che tu, Claudio, conoscerei bene perché per esempio c'è una notizia, vorrei anche un vostro parere poi col calmo, fino a mezzogiorno. Autovelox non omologato, nuovo annullamento della sanzione, io parlo perché dei paesi qua, di Torino, ecco perché Arturo serve, a Beinasco, oppure cosa sta facendo la Stellantis, no? Della Jeep, che dominano il mercato italiano e spunta però una sorpresa, cioè cose di questo genere. Comunque Claudio, tutto a te, vai tranquillo e non ti preoccupare. Sappi che però abbiamo anche Arturo in linea, vuoi che lo faccia salutare così ti ascolta e basta? Arturo? Vai Arturo. Buona giornata a tutti, un abbraccio a voi, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla nostra radio. Prima sentiamo le considerazioni del nostro presidente e poi magari in qualche modo chiariremo anche questi punti, soprattutto per un autovelox come quello di Beinasco che ha fatto centinaia di migliaia di multe, quindi praticamente la gente ha pagato multe che non doveva, quindi una cosa
anche abbastanza clamorosa per noi a Torino. Vai Claudio. Sì, stavo leggendo, è uno dei tanti ricorsi che il comune di Binasco ha perso, non ne ha perso solo questo, questo è finito sui giornali, ma so che ne sono stati, di schiaffoni ne ha presi tanti il comune. Purtroppo si è sempre in mano al giudice di pace che deve approvare o non approvare quello che è il ricorso. Una La considerazione. cosa brutta è che chi ha pagato... Claudio, solo una considerazione, che questo denota come ci sia uno scollamento tra la politica e la burocrazia. Il sindaco di Binasco appartiene alla Lega, quindi ti faccio solo questa riflessione. Ma non soltanto alla comune di Binasco, in passato avevamo fatto manifestazioni qualche anno fa anche in un altro comune, adesso non ho voglia di nominarlo, e anche lì c'era un sindaco leghista che aveva detto chiaramente io faccio quello che voglio, quindi aveva messo un autovelox in un punto assurdo, aveva abbassato la velocità 50 metri prima da 90 a 50 e aveva fatto una strage. Su quella strage ne abbiamo fatto penso 2000 insieme alla Globo Consumatori, abbiamo fatto un lavorone di ricorsi a carriolate in prefettura e alla fine tutto è crollato perché la prefettura non riusciva a sostenere il volume di ricorsi che stavano arrivando. Quindi si è fatto un gran lavoro anche lì, ma sta venendo fuori che sono tutti, è quello che diciamo da 20 anni, sono tutti illegali, sono tutti non omologati, sono tutti con un'approvazione e con un sì funziona perché lo dico io. Non funziona così. Io ne parlavo quando ancora avevo la mia azienda aperta, perché io spendevo 5.000 euro l'anno per certificare tutti gli strumenti di misura che avevo all'interno della mia azienda, perché per poter lavorare io dovevo avere il peso certificato, il metro certificato, il calibro certificato, i misuratori di pressione certificati, tutti i campioni di primo o secondo per poter fare i controlli interni. Ogni anno spendevo quei soldi con l'ISO 9001 e quindi non vedo perché loro non devono. Io già allora dicevo, perché io lo devo fare il salumiere che pesa il letto di prosciutto, ha la bilancia certificata e controllata? Perché loro no? Chi sono loro per fare quello che vogliono? E poi si è dimostrato che leggevano anche sbagliato. Recentemente hanno come si dice, fatto e annullato una multa. Sto qua ha dovuto fare ricorso perché con la sua Panda o col suo Fiorino viaggiava a 972 km orari. 972 km orari. E la multa è partita in automatico lo stesso, non è che l'hanno annullata. Lui ha dovuto fare ricorso e il giudice rideva. Però intanto lui ha dovuto prendersi il tempo, prendersi magari un legale, andare a fare ricorso e vincono e annullano una multa. Sì, ma dove siamo? C'è di peggio comunque adesso col nuovo sistema. Visto che sei qua tu, Arturo, volevo chiederti due cose. Sai che c'è il Movicom, il Navigard, c'è questo nuovo sistema di polizia che entrerà a regime entro fine 2026. Penso che ne sei al corrente anche tu, no? Sì, lo conosco, purtroppo. Ecco. A parte il fatto che pochi stanno dicendo che è un sistema che va a monitorare e colpire più l'autotrasporto pesante che le autovetture, anche se ovviamente la centrale operativa lavorerà anche sulla velocità, sulla velocità e sui sorpassi e dicono anche sul monitoraggio di chi usa il telefonino in macchina, che è una follia che con la tecnologia che c'è oggi sulle macchine i telefoni si connettono in automatico quasi, è veramente assurdo vedere che ancora oggi c'è chi usa il telefono mentre guida, cioè che si mette il telefono all'orecchio mentre guida. Questo sistema colpirà, monitorerà anche il peso dei camion, quindi in un certo senso può essere anche buono questo tipo di controllo che vogliono fare. Sappiamo bene che quando ti dicono lo facciamo per voi, a me viene un brividino sulla schiena che tu non hai idea, ma la mia domanda al politico è: ma per questo sistema è stata fatta una gara internazionale?
Purtroppo, vedi, non è stata fatta perché le concessionarie autostradali non sono enti di diritto pubblico, sono enti privati. Per cui, come ti ricordi benissimo, no? Una volta nelle concessioni autostradali, nell'atto di concessione, le società autostradali si riservavano il 70-80% dei lavori a delle aziende, a delle società ovviamente che facevano questi lavori, il 70-80% della manutenzione sulle autostrade, mentre il 20-25% andava in appalto. Per cui per questo motivo le società autostradali appartenevano a dei costruttori, tipo l'Itinera di Marcellino Gavio e altre. Avevano tutto l'interesse ad acquisire, a comprare pacchetti azionari di autostrade per poter fare i lavori senza appalto. La faceva ancora la Fiat Engineering quando era proprietaria di alcune autostrade, quindi 30 anni fa, no? È un sistema nato proprio in quel contesto, e quindi capisci che in questo contesto anche le attrezzature, tutto quello che concerne la gestione di una concessione autostradale, non c'è quella libera concorrenza che dovrebbe esserci in un qualsiasi fornitore di servizi pubblici. Lo stesso ragionamento vale per gli autogrill. La società concessionaria non fa le gare per gestire gli autogrill, per cui siamo in uno stato liberale, per cui ci dovrebbe essere la libera concorrenza, ma la libera concorrenza in alcuni settori non vale, nonostante noi si abbia il garante della pubblica concorrenza, no? La mia domanda a te era collegata a quest'altro ragionamento, no? Siccome praticamente la società autostrade ha costituito più di 10 o 15 anni fa questa società che è Movion, che ha creato questo sistema integrato con questa sala operativa incredibile che monitorerà in tempo reale tutte le autostrade, bla bla bla, no? E tutto il resto. Questo sistema però, questo monitoraggio, siccome è sanzionatorio, non può essere fatto da persone private, ma deve essere fatto dalla polizia stradale. Quindi questi strumenti che sono creati, che sono stati dati da una società che è di proprietà della società autostrade, quindi la società che ha in mano l'appalto di questi strumenti crea una sala operativa per la società autostrade che mette a disposizione della polizia stradale questo sistema che è certificato dalla società stessa, perché la società stessa ha creato un laboratorio di certificazione al suo interno per certificare tutto questo sistema. Quindi se la cantano, se la scrivono e se la suonano, ma chi controlla? Ti dico un'altra cosa. I lavori, allora, tu sai che il pedaggio è giustificato dal fatto che la società concessionaria debba eseguire delle opere di manutenzione e di potenziamento dell'autostrada. Questo è l'oggetto della concessione. Allora, se la società, come succedeva una volta, dà in appalto a una ditta che fa parte del pacchetto azionario della società autostradale dei lavori, a che prezzi vengono fatti per giustificare poi il pedaggio che la società incassa? Chi è che controlla? Una volta era l'ANAS che aveva questo onere di controllare tutti i lavori e quindi anche l'entità economica della spesa per eseguire quei lavori, che giustificava i vari magari aumenti dei pedaggi. Adesso non si sa bene chi controlla i prezzi e chi controlla i lavori di manutenzione fatti dalle società autostrade. Non parlo della parte tecnica, ma parlo della parte economica,
perché in caso di parte tecnica è chiaro che ci deve essere poi un controllo sulle barriere, sui ponti, sulle gallerie e su quant'altro per l'incolumità della gente, ma in questo regime di scatole cinesi, capisci, non c'è nessuno che controlla, no? O almeno gli enti che io non so chi dovrebbe controllare, perché ANAS oramai è stata quasi esautorata dalla gestione delle autostrade, e il Ministero dei Trasporti che ha una branca del suo ministero che dovrebbe svolgere questo lavoro. Ma ti posso chiedere anche un piacere da cittadino al politico? Puoi mica fare sei sicuramente più facilitato a parlare col ministro infrastrutture e trasporti, sottolineo trasporti, e puoi mica farci una chiacchierata ma vogliamo sapere chi controlla, chi verifica, come funziona sta roba, chi farà le multe? Le multe le fa l'autostrade o le fa la polizia stradale? Se la fa la polizia stradale, tutta la documentazione che serve per gli enti terzi che servono per garantire l'imparzialità e la correttezza dei dati e con la correttezza di tutte le filiere che ci sono, compresa la privacy, sono tutelate? Boh. Questo sarebbe un grande favore che potresti fare, se riesci ovviamente, per avere un chiarimento in più, ecco. E abbiamo 10 minuti per un altro argomento ancora più incredibile, ma usciamo dall'Italia, andiamo nella nostra meravigliosa Europa, delle decisioni strane, se vuoi. Qua è ancora più divertente, tragicamente divertente ovviamente. Allora, parliamo di 2035. Sai che noi dovremmo, secondo la von der Leyen, dovremmo eliminare, cioè dovrebbe essere vietata la vendita di veicoli a combustione interna dal 2035. Quindi pian pianino le altre verranno, chi continua a insistere ad andare in giro con la macchina a combustione si vedrà magari la benzina andare a 20 euro al litro, o il bollo impossibile, o le revisioni che non te le fanno, fino a che la tua macchina sarà purtroppo, secondo l'Europa, da buttare via gratis. Perché dovevamo abbattere il CO2. Adesso è venuto fuori un dato pazzesco, che il riarmo europeo costerebbe in termini di inquinamento 200 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. In teoria ho fatto 4 calcoli, non io, ho fatto in questi giorni un po' di calcoli, è praticamente come se ci fossero 128 milioni di automobili accese, riuscirebbero a produrre in un anno quel quantitativo di CO2. 128 milioni di auto sono un quarto, sono quasi il 30% del parco circolante in Europa. Cioè, a noi ci chiedono di rottamare la Panda perché inquina, e dall'altra parte produrranno un quantitativo di CO2 o di inquinanti, che poi il CO2, secondo parere scientifico, non è un inquinante, ma è una grande risorsa per le nostre piante. Non avremmo ossigeno se non ci fosse il CO2, se non ci fosse la fotosintesi. Meno male che c'è, bisogna tenerlo monitorato eccetera, ma ci stanno ovviamente raccontando un sacco di cose un po' strane, ma questo dato è follia. Se unisci questi due dati, li metti vicini, dici: ma come, da una parte mi dici di eliminare la mia macchina perché inquina, e dall'altra parte tu produrrai una quantità di CO2 assurda per produrre armi? Ma la politica la politica italiana non dice niente in merito a questo? Ma guarda, la politica italiana con i precedenti governi è stata supina perché ha queste scelte. Io mi meraviglio come, e questo dimostra anche un'altra cosa, come ad esempio gli eredi della famiglia Agnelli, no, abbiano accettato, pur non essendo un semplice cittadino ma avendo voce in capitolo, abbiano accettato per ideologia
queste scelte fatte dall'Europa. Figuriamoci, De Benedetti condizionava le scelte politiche in Italia, figuriamoci se la famiglia Agnelli non sarebbe riuscita a condizionare le scelte in Europa e a condizionare il governo italiano a far sì che l'Europa non prendesse queste decisioni, no? È un po' quello che hanno fatto in parte i francesi, fino a quando anche lì l'ideologia non ha preso il sopravvento, perché tutte le considerazioni che fai tu sono giustissime, ma io te ne faccio una. Allora, nel 2035 sarà solo l'Europa, che conta nulla oramai nello scenario globale, che ha preso questa scelta, questa decisione. Tutto il mondo continuerà a vendere, a produrre le auto a combustione interna. I cinesi non hanno solo il mercato europeo, ma hanno il mercato mondiale, per cui non accetteranno mai queste imposizioni di limitazione della CO2, a parte le considerazioni che l'Europa è responsabile dell'8% sulle emissioni globali, quindi l'Italia meno dell'1%, quindi se l'Italia smettesse di girare con le auto a combustione interna inciderebbe sulla CO2 globale dell'1%, quindi un non nulla. Sono scelte ideologiche di quelli che per me sono chiaramente politiche, ovviamente io gli do la chiave di lettura politica, di chi ha un modello di vita completamente diverso dal nostro, a cui il comune cittadino fa schifo, la democrazia vale solo se elegge loro, e che sono contro praticamente gli italiani e contro i cittadini europei, no? Curano solo interessi ideologici di lobby o quant'altro, perché non ha senso eliminare una fonte di reddito e poi una cultura, una produzione che l'Europa ha esportato in tutto il mondo, no? I cinesi hanno copiato dall'Europa, gli americani hanno copiato la tecnologia europea, quindi è un po' come quello che per far dispetto alla moglie fa quella cosa là, no? Cioè, quindi scelte ideologiche fatte da chi non ha interesse a mantenere l'occupazione, a mantenere gli interessi dei propri cittadini, ma solo quello di un'ideologia e di lobby che su queste ideologie... Ma lì c'è sicuramente, ovviamente, c'è sicuramente un altro interesse a cui vanno ad obbedire, che non è sicuramente l'interesse dei votanti o dei cittadini comuni, dei cittadini come noi, insomma. No, è sconvolgente questo paragone, cioè mettere gli stessi numeri su una tabella e dici io per produrre questa quantità di CO2 che vogliono produrre ogni anno, sottolineo, ogni anno, nei prossimi 10 anni, quindi sono 200 milioni di tonnellate di CO2 all'anno per 10 anni, ci vorrebbero 126, 128, 130 milioni di auto guidate normalmente durante il giorno come le guidiamo tutti i giorni. Qui vuol dire che potremmo non fare le armi e non demolire 130 milioni di auto all'anno. Questo sarebbe un gran risparmio per tutti, magari trovare il modo di mettere dei combustibili che fanno emettere ai motori meno emissioni, perché io sono sempre convinto che non è tanto il motore che emette emissioni, perché il motore fa il suo mestiere, è quello che gli butti dentro che è più o meno inquinante. Quindi se tu usi determinati ingressi di combustibile avrai una diversa uscita. Se hai una combustione ottimizzata avrai uno scarico più pulito. Ma sono quelle pratiche che non interessano a quei piani lì. Se posso interromperti, anche il mondo della produzione delle armi deve seguire determinate norme, perché è un'industria. L'Italia guadagna molto sulla ricerca e gli investimenti che ha fatto nel settore delle armi. Io ti ricordo che grazie proprio alla produzione bellica, la tecnologia bellica, noi abbiamo oggi il GPS, abbiamo il radar.
tutte le maggiori invenzioni arrivano dalla ricerca militare, però questa deve essere fatta democraticamente, cioè deve essere una libera scelta dei cittadini, come la produzione delle armi, quelle, le pistole, no? La Beretta è leader in tutto il mondo, ma deve essere un mondo libero. Se io decido di comprarmi una pistola, non devi impedirmi di comprarla, e io non devo impedire a uno che sa fare le pistole di chiudere la fabbrica, o perché io sono contro la caccia, di impedirgli di produrre fucili da caccia. Deve essere una libera scelta. Allora, non deve essere una scelta imposta non dal popolo, ma dei governi o da delle lobby, come giustamente dici tu. Quindi il mondo delle armi deve avere un mercato. Se uno Stato del Centro Africa democraticamente decide di comprare una partita di carri armati, ci saranno delle industrie magari italiane che fabbricano quelle armi. È un motivo di sviluppo e di ricchezza anche per il nostro paese, perché l'Italia, fortunatamente, io dico, che ne dicano quelli di sinistra, produce armi e le vende, le esporta, no? E per cui si progredisce nella tecnologia, anche nel cercare una ricerca sulle armi. È chiaro che deve essere la cosa gestita democraticamente e liberamente, non devono essere scelte imposte, come dici tu, la scelta dell'Europa di comprare armi senza chiederlo ai cittadini, anziché produrre le auto, che non è una scelta dei cittadini, ma sempre una scelta sì, diciamo che a quei piani là si sono dimenticati che, a parte no, che non possono essersi dimenticati di chi li ha votati, perché non li ha votati nessuno, li hanno messi lì, quindi è una cosa un po' lunga, insomma. Però diciamo che chi viene votato poi fa fatica a ricordarsi che aveva fatto delle promesse, firmato una linea da seguire, e non sempre poi è quella che si va a fare nella realtà. In merito a quello che dicevi, poi siamo ormai al termine, ti volevo dare un mio parere su quello che le tecnologie arrivano dal settore militare. Secondo me non è completamente esatto, perché nel lavoro a me è capitato spesso di trovarmi a lavorare con persone che avevano idee meravigliose e di colpo gli è stato detto: questa roba qui tu non la puoi fare per 25 anni, perché per 25 anni la faremo noi per il settore militare, collaborerai con noi. Tra 25 anni questa qua sarà di dominio pubblico. Quindi non è tanto che la ricerca la fanno i militari, è che quando c'è una persona che ha un'idea geniale e la va a brevettare, molte volte il brevetto ferma tutto e dice: questa tecnologia ha un interesse militare, quindi prima va lì, e poi quando sarà il caso la porteremo anche ai comuni mortali. È successo col GPS, è successo con tante cose, con l'ABS, è successo con le cinture di sicurezza no, c'è stata una persona che non ha brevettate e le ha rese di pubblica sicurezza gratis per tutti e non ha preso un euro per quello. Noi seguivamo un brevetto, io e Angela, su una ditta che aveva fatto delle cannucce per depurare l'acqua istantaneamente. Una cannuccia, tu bevevi dalle pozzanghere acqua pulita. È sparita dal commercio per un po' di anni, adesso è tornata anche per il settore civile, ma era diventata una cannuccia per i militari che sono in giro nelle varie campagne. Quindi ci sono tante cose da fare. Io ti chiedo soltanto se magari per sabato prossimo riesci a portarmi una risposta sulla domanda che abbiamo fatto al signor Ministro, se hai la fortuna di poterlo sentire o di poter arrivare a lui, digli: ma chi controlla le autostrade, chi controlla Movion, chi controlla Navigard, chi verifica che questo robo davvero funziona ed è certificabile e accurato e certo nel suo lavoro? Questo è molto importante. Siamo arrivati alla chiusura, quindi le domande sono precise e chiare e tu le fai giuste e Arturo saprà rispondere come si deve. Quindi io ringrazio tutte e due, tenetevi pronti perché la trasmissione è così che deve andare. D'ora in avanti andiamo avanti sempre così, con gente
esperta, valida e preparata, quindi chi meglio di voi? Quindi vi ringrazio, vi do la possibilità di ringraziare soprattutto la Radio Libertà che ce lo consente e in questo caso io ve lo chiedo, salutate e ringraziate anche Natalia perché mi sta dando veramente un manone, non una mano. Quindi ragazzi, salutate e poi dopo dico ad Arturo, scusami di tenerti comodo perché dopo una certa ora del pomeriggio ti devo chiamare per motivi personali. Quindi a voi per chiudere ragazzi, poi chiudiamo la trasmissione, grazie. Sì, io Vai, auguro Arturo. buona giornata agli ascoltatori, un grande e immenso ringraziamento alla radio e un abbraccio a voi due. Buona giornata a tutti e a Ciao sabato Arturo, prossimo. un buon fine settimana, buon pranzo a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie ragazzi, allora io ringrazio ancora Natalia e Radio Libertà ricordando dove noi siamo a Noni, in via Volvera 3, chi deve mettersi in contatto fa il 328 0715 232. Il nostro motto che vale per tutti quelli che sono con noi è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Vi ringrazio, un bacione a tutti e a risentirci a sabato prossimo a 5 giorni dal Santo Natale. A voi studio, grazie. Avete ascoltato Filo